Allora Carlotta, il Vittorio Veneto cercava la continuità nei risultati, ha vinto nettamente oggi contro il Carbonera 4-0, dopo anche la partita contro il Belluno, scusa, dove ha vinto 3-1. Sì, come la settimana scorsa abbiamo preparato bene la partita in settimana, come avevamo fatto appunto contro il Belluno. Questa settimana abbiamo provato cose diverse in allenamento, abbiamo preparato appunto la partita per affrontare il Carbonera, che sappiamo è una squadra tosta, e nonostante questo però siamo riuscite a mettere in campo quello che il mister ci ha chiesto e siamo riusciti a portare a casa la partita. Hai fatto anche gol, doppietta anche di Gaia e soprattutto l'importante era chiudere la partita dopo il 2-0 perché sappiamo che insomma una squadra come il Carbonera poteva anche riaprirla. Sì, siamo riuscite a segnare un po' di gol. Come domenica scorsa stiamo trovando continuità anche sotto porta, diciamo. E oltre a questo, però, secondo me oggi merito va tanto anche alla difesa perché abbiamo difeso bene. Non solo la difesa, tutta la squadra, secondo me ci siamo mosse bene, abbiamo giocato di squadra, ci siamo difese bene e poi ovvio se bisogna far gol per vincere le partite e è un po' di settimane insomma che ci stiamo riuscendo, quindi bene. Siamo al termine di Vittorio Veneto Carbonera, 13ª giornata, mister Alessandro Cipriani. C'era la voglia sicuramente di continuare dopo Belluno. È arrivata una vittoria netta sul Carbonera e cosa ne pensi? Sì, la vittoria netta, sono pienamente d'accordo. L'avevamo preparata alla grande questa partita perché il Carbonera all'andata ci aveva messo in difficoltà e quindi avevamo preparato sia il reparto difensivo sia la parte offensiva e soprattutto la parte offensiva in alcune cose. Le abbiamo fatte bene, anche se nel primo tempo forse potevamo già portare il risultato dalla nostra parte, chiudere sul 2-0 sarebbe stato lecito. Purtroppo quest'anno quando sbagli una volta prendi gol e per fortuna oggi il gol non l'abbiamo preso e quindi direi che la vittoria è stata meritata. Siamo alla ricerca di questa continuità nei risultati e quindi oggi avevo a disposizione veramente tutta la rosa ed è su questa rosa che insomma abbiamo giocato, siamo riusciti a far giocare anche con 5 cambi che ritengo che chi si allena sia giusto anche fare in tutte le occasioni. È logico, oggi sono stato agevolato dal risultato e quindi bene, bene così. Mister, in altre partite il Vittorio Veneto non l'aveva chiusa, oggi era importante chiuderla subito dopo il 2-0 perché metterla in sicurezza era fondamentale perché non si sa mai, insomma una squadra può sempre reagire nella parte finale del secondo tempo, quindi hai voluto proprio che la tua squadra andasse a chiuderla perché era veramente importante. Sì, io ritengo che la mia squadra provi sempre a giocare e quindi non siamo una squadra che può difendersi, non siamo una squadra che può buttare via palla e quindi abbiamo continuato a giocare e devo ammettere che quasi subito nel secondo tempo siamo entrati con un altro piglio, abbiamo recuperato palle e siamo riusciti abbastanza velocemente a raddoppiare e poi a fare il terzo e quindi giocare quel calcio che piace a noi, fatto di possesso, di continui scambi e inserimenti da parte delle punte. No, sono proprio contento. Oggi sono contento per le ragazze perché non mancano mai, sono qui, soffrono e hanno fatto un girone di andata con tanta sofferenza e prendendo tante delusioni. E quindi questo è solo per loro, è proprio un abbraccio a questi 15 giorni meravigliosi per me con loro e che spero possano andare avanti perché lo meritano proprio. L'ultima, mister, era importante anche dare un segnale alle ragazze su quando e come si doveva magari gestire meglio la partita, soprattutto a livello di falli, che era la cosa che il Vittorio Veneto soffriva e subiva. Allora, noi non siamo una squadra fisica e quindi non possiamo permetterci di mettere le partite sul piano fisico dal punto di vista proprio degli scontri e dell'agonismo. Sano agonismo ci sta, però noi dobbiamo giocare, quindi abbiamo un pochettino accentuato degli scambi e delle attenzioni in fase difensiva per non subire sempre, non creare delle palle a favore degli avversari con
diciamo così, azioni non seguite, non con la testa. Ecco, adesso stiamo vedendo un attimino di ragionare di più con la testa, e quindi il confronto non diventa tanto uno scontro quanto un'attenzione particolare all'avversario che è di fronte.